Antonio di Sant'Adi, Perfetto. seduti su una panchina in un pomeriggio bellissimo di sole insieme a Emanuele De Doni per la scoperta delle eccellenze del Sardinia Food Awards, quello che stiamo andando a scoprire in giro per tutta la Sardegna. Siamo venuti a trovarti nel caseificio e poi siamo venuti qua perché questo è un piccolo negozio in questa località molto carina, a 2 passi dal mare. E tu qui, Emanuele, vendi i tuoi prodotti. Intanto De Doni Formaggi è un brand di eccellenza. Voi in che cosa pensate di eccellere, Emanuele? La nostra tipicità, diciamo, è quella di produrre un prodotto artigianale. Abbiamo un tipo di lavorazione che non è quella tipica dei grandi caseifici. Usiamo molto le mani, facciamo quasi tutto a mano, le caldaie sono delle caldaie abbastanza semplici, il latte non lo pastorizziamo ma lo termizziamo solamente, dai cagli naturali di agnello, di capretto, di vitello che io uso per le varie tipologie di prodotto, dalle spezie che usiamo. Produco formaggi al mirto, allo zafferano, pistacchio, olive, peperoncino. Insomma, ho circa 20 tipologie di formaggio, 20 referenze. Cos'è che caratterizza un formaggio rispetto a un altro, secondo te? La base principale di un buon prodotto, secondo me, è quella di avere dei buoni pascoli, di far pascolare le pecore in campi che non siano nemmeno tanto coltivati, ma proprio erbe spontanee. Fare oggi un prodotto di eccellenza, quanta fatica comporta? Tanta fatica, tanta, veramente tanta, specialmente d'inverno quando abbiamo un po' più latte da lavorare. Io entro in caseificio alle 5 di mattina, finisco alle 11 di sera. La parte della commercializzazione, nell'andare in giro a portare il prodotto, a promuoverlo, quella è un'altra fatica. Noi siamo contenti che ci siano degli eventi, delle manifestazioni come quelle che voi promuovete, perché crediamo che ci sia bisogno, sì. Ti faccio i complimenti perché vedo nelle tue parole anche passione nel lavoro, che credo che sia la parte più importante del lavoro. Non deve mancare, non può mancare, non può mancare. Quindi noi siamo contenti di averti ospite nelle nostre eccellenze, nel nostro libro che pubblicheremo entro fine anno e poi verrà distribuito, e quindi racconteremo la tua storia, seppur in breve, ma De Doni Formaggi sarà. Ci sarà. Grazie Emanuele. Grazie a voi e a Sardinia Food Award.